Nell'ambito del convegno Sapore e Tradizioni, Olio e Vino di Sicilia, che si è svolto a Palermo, organizzato dalla Confagricoltura Sicilia con il sostegno finanziario dell'assessorato regionale, ha visto la partecipazione di qualificati operatori parlare su tematiche attinenti il ruolo strategico dei comparti vitivinicolo e olivicolo, oltre che all'assessore all'agricoltura San Martino, al presidente Schifani, che hanno voluto portare il loro sostegno a tutto il comparto agricolo, cosa sottolineata anche nell'intervento video del presidente nazionale di Confagricoltura Massimiliano Gianzanti. Abbiamo lavorato bene sia con il governo nazionale che con il governo regionale, abbiamo avuto la possibilità di gestire quelle che erano le risorse del recovery plan. Il mondo però non può fermarsi al recovery plan, c'è necessità di continuare a investire su un settore fondamentale e strategico quale l'agricoltura e l'agroindustria. Da Roma andar giù, un cittadino su 3 lavora o comunque è connesso all'industria, all'agroindustria. Quindi per noi l'agricoltura e l'industria rimangono un settore fondamentale, soprattutto per il centro-sud, motivo per cui chiediamo anche al governatore un sostegno, uno sforzo per far ricomprendere nelle attività finanziate dalle ZES anche il settore agricolo, stranamente oggi invece escluso dalla legge di bilancio. Quindi dobbiamo lavorare per rafforzare sempre di più l'agricoltura, settore fondamentale e strategico. Guardate, fare l'imprenditore nella città di Palermo è facilissimo. Nella città di Palermo noi possiamo trovare l'agricoltore, il commerciante, l'industriale, l'artigiano, il cooperatore. La difficoltà è operare al di fuori dei centri urbani e oggi l'agricoltura è lo scheletro su cui oggi si reggono i territori, quindi la nostra è una funzione produttiva ma anche una funzione sociale. Senza le aziende agricole nei territori non ci sarebbero i negozi di prossimità, non ci sarebbero le piccole scuole, non ci sarebbero i piccoli comuni, non ci sarebbero le piccole chiese. Oggi dietro un'azienda agricola c'è un mondo che lavora intorno all'azienda agricola, quindi noi oltre che garantire produttività garantiamo la tenuta dei territori, quindi l'agricoltura è tanto, fino ad arrivare alla produzione di energia rinnovabile. Parliamo del vino, lei nel suo intervento ha voluto fare un po' un quadro delle produzioni siciliane e del livello che assume la nostra produzione nel mondo. Sì, ormai in Sicilia si producono vini di qualsiasi tipologia, si va dagli spumanti che sono ormai una realtà in qualsiasi territorio, dalla zona diciamo di montagna anche alle zone collinari, per passare poi ai vini rossi, diciamo quelli di pronta beva, per esempio ora è il periodo dei novelli, ai rossi anche da invecchiamento e i bianchi, soprattutto con la riscoperta del Grillo, che era diciamo un vitigno che si utilizzava quasi esclusivamente per la produzione del Marsala, ma era poco conosciuto, e naturalmente col vitigno più coltivato in Sicilia che è il Catarratto, adesso viene chiamato anche lucido. Il Catarratto è stato rivalutato e sta dando ottimi risultati anche per questa tipologia di vini, vini bianchi che durano nel tempo, che sono longevi. Diciamo, alla fine di questa tipologia abbiamo sicuramente la tipologia che fa la parte del Leone, che sono i vini da dessert. Basti pensare al passito di Pantelleria, alla Malvasia delle Lipari, al Moscato di Siracusa, al Moscato di Noto e a tanti vini che vengono fatti con diciamo, una tecnica particolare di raccolta tardiva che sta dando ottimi risultati. Quindi in Sicilia si parlano tutte le lingue del mondo, facciamo vini che sorprendono i palati più fini ed esigenti, sicuramente non siamo secondi a nessuno. Oggi interessante convegno sull'olio e le sue tradizioni. Ecco, lei nel suo intervento ha citato che l'olivo è una delle piante più antiche in assoluto, secolare, che la tradizione ci porta. Ha fatto anche un'attenta analisi sul prodotto e sulla raccolta. Qual è la situazione oggi? La situazione, come ho detto, è quella di un sistema produttivo obsoleto, datato se volete, sia nella componente genetica sia nella componente strutturale, e di un prodotto, l'olio, che è figlio di varietà straordinarie, ancorché obsolete, e di un'innovazione di frantoio, di processo di distribuzione importante che appartiene più agli imbottigliatori frantoiani che al sistema produttivo in sé. Quindi diciamo che il sistema olio va a velocità diverse dalla campagna alla bottiglia e questo non è un bene, con una polverizzazione rilevante e una difficoltà importante di produrre innovazione in campo per mancanza di risorse. Ecco, cosa può fare la Sicilia per migliorare questo? La Sicilia, io direi il sistema impresa complessivamente deve abbassare i costi di produzione oppure ridurrà la sua
produzione a oli di altissimo valore economico o per buona parte a oli per l'autoconsumo. Molte sono le famiglie che raccolgono piccoli appezzamenti e fanno l'olio in casa, quindi c'è molto olio che non va sui mercati. Quindi noi abbiamo in sintesi un potenziale genetico importante, ma che non va bene nei nuovi impianti necessariamente intensivi, e abbiamo varietà poche, una, due, adatte ai sistemi intensivi che dovrebbero essere invece diffuse in modo più incisivo. Noi come Sprint ci occupiamo di rafforzare l'internazionalizzazione dei nostri prodotti sui mercati esteri e di rafforzare l'attrazione degli investimenti in Sicilia, e siamo fermamente convinti che tutti i prodotti siciliani sono unici e fanno la differenza. Oggi abbiamo parlato di olio e vino che da anni fanno scattare in alto il trend dell'internazionalizzazione della Sicilia nel mondo. Lei diceva che i nostri prodotti possono benissimo essere esportati in tutto il mondo, da Dubai a New York, in tutti i continenti. Ma credo proprio di sì, lo dicono i recenti dati che sono tutti in positivo sull'internazionalizzazione, lo dice la resilienza delle nostre imprese che nonostante, e parlo in questo caso dell'agricoltura, magari annate difficili e momenti atmosferici complicati, riescono grazie alla qualità del nostro prodotto a conquistare sempre ogni mercato. Lei è intervenuto oggi a questo interessante convegno facendo un'analisi attenta di ciò che sono i gusti, le preferenze, e tra le slide le ha fatto vedere che i turisti arrivano col 28% col desiderio dei prodotti agroalimentari. Sì, è davvero una statistica sorprendente che conferma una ricerca già condotta qualche anno fa. Gli stranieri per un terzo scelgono la destinazione Sicilia in relazione all'esperienza enogastronomica che possono fare, che non significa sostanzialmente come si mangia e si beve, ma significa entrare a stretto contatto con il territorio attraverso i produttori, i prodotti, con esperienze autentiche.